tasso tecnico sicuramente il migliore della compagnia, ma staremo a vedere quello che succede dalla partenza in poi. Parte un po' retrato Horacio Kane, di fatto una terza fila per l'allievo di Galeazzi, c'è lotta per il comando, Messerschmitt scavalca Gladiator Lux, di fuori Noce di Jesolo e Immobile Basso, sul ritratto Nobel Trio, continua la lotta accanita, Immobile Basso che va davanti, Messerschmitt che rientra, ma poi c'è la rottura dell'allievo di Mason, che si riprende ma deve lasciare la posizione a Noce di Jesolo e poi anche a Oregon B. Cavalli che vanno a mettersi in lunga fila indiana, lancio violentissimo per i primi 150 metri, ma fa comunque 28,4 a partire Nobile Basso per essere davanti a Noce di Jesolo, al passaggio davanti alle tribune, cala il giusto la natura, Oregon B in terza posizione, solo adesso al paletto dei 600, severo rallentamento da parte di Michelotto, 43 e una virgola, Horacio Kane viene squalificato, si mette di fuori dall'ultima posizione Nobel Trio in risalita esterna, lo anticiperà probabilmente Oregon B che è già a mezza ruota prima che arrivi quello di Lasi, gruppo che si va ricompattando agli 800 di gara, frazione lenta in 32, Nobile Basso guida davanti a Noce di Jesolo, Oregon B che si mette con maggior decisione di fuori, Messerschmitt che potrebbe anche sfruttare la scia ma rimane per il momento quarto in corda, mentre non riesce a prevedere più di tanto Nobel Trio che al chilometro attorno al 15,5 fa pariglia con Gladiator Lux, Oregon B che va con decisione d'assalto del battistrada, prova a scavalcarlo all'ingresso dell'ultima curva, la frazione superiore di Oregon che non è entrato nel primo strappo, 30,5 frazione, passa a condurre il cavallo di Giorgetto, si muove Noce di Jesolo con Giancarlo Moretti, nella scia torna Messerschmitt, addirittura d'arrivo con 4 a lottare, quello che ha meno da dire è Nobile Basso, c'è in vantaggio Oregon B, Noce di Jesolo che arriva, Messerschmitt che un po' ha finito la benzina nel tratto ultimo, Oregon B davanti a Noce di Jesolo, poi Messerschmitt e all'interno finisce bene ma tardi